Tonut versione NBA ed una grande prova difensiva di squadra consentono alla Reyer Venezia, nella 14ª giornata della regular season della A1 di pallacanestro, di aggiudicarsi un derby veneto combattutissimo contro la De Longhi Treviso, rialzando la testa dopo la sconfitta di Bologna e compiendo un passo decisivo verso la finale a 8 di Coppa Italia, risalendo dal 9° al 5° posto grazie anche ai risultati delle dirette concorrenti. La gara del Palaverde non è stata bella ma intensa, con punteggi che si sono rincorsi ed un ultimo quarto all'insegna del testa a testa, con spettacolari duelli a canestro, protagonisti Logan, Mekoulu e Sokolovski da parte trevigiana e Dei Wat Tonut sul versante veneziano. Stavolta sono gli Orogranata ad avere la mano calda nei momenti clou, imponendosi in volata con un 88-86 che ben fotografa l'andamento del match. Nel posticipo di domenica prossima la Reyer riceverà al Tagliercio di Mestre Reggio Emilia per un confronto determinante al fine di definire la classifica delle prime 8. Abbiamo avuto all'interno di tante difficoltà un bellissimo atteggiamento per tutti i 40 minuti, reagendo sempre a situazioni difficili. Una vittoria che i giocatori tutti hanno voluto, sicuramente anche i nostri tifosi saranno contentissimi di questo derby. Come abbiamo visto la condizione è molto disomogenea all'interno del gruppo, ma come abbiamo sempre fatto continuiamo a non lamentarci e a proseguire per la nostra strada. Però ho visto tanti segnali molto buoni, soprattutto a tratti anche una difesa consistente, specialmente nell'ultimo quarto, concedendo 15 punti, di cui 4 tiri liberi, con il bonus acquisito, e quindi questo è un viatico importante. Adesso dobbiamo dare continuità, recuperare ancora giocatori, togliere qualche disattenzione che ha permesso a Treviso di rientrare dentro la partita. Però ripeto, per tutti una vittoria importantissima, pesantissima. E ripeto, siamo riusciti a essere concentrati per 40 minuti, ovviamente con degli alti e bassi. Treviso è stata molto brava, sempre a contatto. Abbiamo comunque subito tanti canestri, però ripeto, l'atteggiamento secondo me è stata la cosa principale, perché comunque si giocano queste partite, e soprattutto un derby così importante, perché anche per loro era molto importante, per la Coppa Italia, e si giocano queste partite alla morte, e credo si sia visto oggi, nonostante comunque i tanti punti.